Eder. Mac. Pallister. No, l'albergatrice non voleva parlare, non voleva uscire allo scoperto, aveva valide ragioni per avere paura, ma se qualcuno le avesse chiesto prima dei suoi rapporti con Liliana e Sebastiano, forse, nonostante la paura, lei avrebbe parlato prima. E come lei, a suo avviso, ci possono essere altre strutture ricettive che potrebbero portare altri scorci di verità sui veri rapporti che intercorrevano tra Liliana e Sebastiano negli ultimi tempi. Prima no, prima erano davvero una coppia invidiabile, negli ultimi tempi non più. La nostra albergatrice, come abbiamo detto, non voleva parlare, un po' per paura che la propria attività ne risentisse, ma soprattutto per paura vera, fisica. Episodi ben precisi accaduti tra lei e Sebastiano le avevano fatto capire che fosse meglio farsi gli affari propri. E non lo aveva capito solo lei, si era sentita dire mamma fallo per noi, lascia stare questa storia. Quando decide di uscire allo scoperto lo fa perché l'idea di non aiutare la verità, di non aiutare Liliana le sta togliendo il sonno, ciò che sta vivendo l'ha messa in conflitto con se stessa, con la propria coscienza. Uscire allo scoperto non sarà facile e lei lo sa bene, lo stesso Sergio al primo contatto le risponderà male, le dirà ti svegli solo adesso? Ma nessuno può sapere cosa ha radicato in loro quella lunga conoscenza con Sebastiano, quel Sebastiano che quando va nella loro struttura lo fa come fosse a casa sua, decidendo autonomamente anche quanto pagare i pernottamenti. Lei è amica da molto tempo di Liliana e di conseguenza è una conoscente di Sebastiano. Per l'ultima volta ospita la coppia Resinovic-Visintin il 24 ottobre 2021. L'albergatrice viene a sapere della scomparsa di Liliana tramite una persona che le segnala un post di Sebastiano su Facebook. Liliana è scomparsa, come può essere, pensa lei. Istintivamente chiama così al telefono Sebastiano, questo avverrà per la prima volta il 18 dicembre 2021. Ma Sebastiano taglierà corto e restando molto sul vago cercherà di chiudere la telefonata quasi subito, durata 3 minuti circa. L'albergatrice richiamerà Sebastiano altre 2 volte nei giorni immediatamente successivi per avere aggiornamenti. Dirà a Sebastiano, che a suo dire non si sta impegnando abbastanza, ma perché non fai dei volantini con la foto di Liliana, perché non chiami chi l'ha visto? La risposta di Sebastiano sarà incredibile, non può. La polizia gli ha vietato di prendere qualsiasi iniziativa, non può stampare foto e non può chiamare trasmissioni TV, deve stare lì e attendere. È proprio nella seconda telefonata, quella di 20 minuti, che Sebastiano, pressato ad un certo punto, le dirà è stato un incidente. Poi tace e inizia a balbettare e aggiunge ma cosa sto dicendo, non ci sto col cervello, non so cosa dico. L'albergatrice nel corso della chiamata aveva fatto presente al Visintin che forse Liliana era stata scippata da qualche malvivente. Sebastiano le aveva risposto che era impossibile. Aveva controllato, tutti i suoi averi erano in casa, affermava però, guarda caso, che mancava l'orologio rosa, quello che lui aveva regalato a Liliana. Passano i mesi e arriva il 21 giugno. Il 21 giugno Sebastiano spavaldo si presenta nella sua struttura e qui, in presenza dei figli di lei, avviene una accesa lite. L'albergatrice gli dice tutto ciò che davvero crede possa essere accaduto. Sebastiano si arrabbia molto, ma è solo quando l'albergatrice gli dice tu non sai cosa mi aveva raccontato Lilly che lui impazzisce completamente. Inizia a fare avanti e indietro come fosse una trottola, andando di continuo da una stanza ad un'altra. Ha forse temuto in quel momento che Liliana avesse raccontato all'albergatrice di Claudio? Sebastiano cambia stanza e va in veranda, l'albergatrice lo segue rincarando la dose. Qui Sebastiano arriva al culmine della sua ira e le dice tu non sai di cosa posso essere capace. La forma con la quale Sebastiano esprime tale concetto le fa capire che potrebbe esserci un pericolo potenziale non solo per lei ma anche per la sua famiglia, tanto che lei quasi si scusa, arrivando a specificare che non intendeva in ogni caso insinuare che lui c'entrasse con la scomparsa della moglie. La realtà è che l'albergatrice pensa che per quanto possa tenere alla sua amicizia con Liliana, la sicurezza della propria famiglia viene prima.
In questa scena però la cosa che davvero dire dell'albergatrice è stata scioccante non è consistita tanto nelle affermazioni di Sebastiano quanto nel volto spiritato, non lo aveva mai visto così, non pensava che potesse essere così, quello era un altro Sebastiano, uno che noi non avevamo mai visto prima, e nemmeno pensavamo che potesse esistere. Da quel momento la donna starà molto attenta a non farsi trovare sola quando Sebastiano si fermerà per nottare nella sua struttura e non andrà mai sola nella sua stanza. Passa qualche tempo, sono i famosi giorni in cui escono le prime indiscrezioni sulla relazione medico-legale, è il 9 agosto. Sebastiano quel giorno le inizia a mandare foto da una zona di lago non lontano da Udine e nel pomeriggio le manderà diverse foto ancora. Foto che lo ritraggono insieme ai paesaggi per cui non si capisce scattate da chi e come, poi improvvisamente mentre si trova in una zona appartata vicina ad un ponte della ferrovia. Zona non di passaggio, isolata, la chiama dicendole di avere avuto un guasto alla macchina e che lei deve andare a soccorrerlo. Reitererà tale richiesta con insistenza. L'albergatrice non vuole assolutamente andare, accampa la scusa che il figlio non c'è, che è sola ma lui pretende che lei vada per forza a soccorrerlo. Alla fine l'albergatrice gli dice ok lo aiuterà ma non è stupida, non si fida e così al suo posto manda un amico che va accompagnato dal proprio figlio piccolo. All'arrivo queste persone notano Sebastiano seduto su una staccionata. Sebastiano quando scopre che costoro sono venuti al posto dell'albergatrice scambia due parole poi accende l'auto e se ne va. Evidentemente l'auto non aveva alcun guasto. La domanda sorge spontanea: quali erano le reali intenzioni di Sebastiano quel giorno nell'attirare la donna in quel posto isolato? La cosa è poco chiara anche per chi indaga che saputo ciò ha immediatamente chiesto conferma dell'episodio all'amico dell'albergatrice intervenuto in soccorso. Ma la cosa non finisce qui, Sebastiano partito con la sua auto reduce da una finta avaria si reca proprio alla struttura dell'albergatrice e si ferma nel posteggio esterno ad attenderla e appena la scorge scende dall'auto e le chiede chi ci fosse con lei nella struttura. La verità è che con lei nella struttura non c'è nessuno come ben sa Sebastiano ma lei intelligentemente gli risponderà che c'è il figlio al piano superiore. Sebastiano si altera e le dice che lei aveva affermato di non poterlo soccorrere perché era sola in struttura. Perché Sebastiano va lì a cercarla, lo ha fatto perché pensava che la donna fosse sola? Che intenzioni poteva avere? C'è un'altra considerazione importante da fare, Sebastiano nei giorni della scomparsa di Liliana ha numerosi contatti con l'amico della Carnia. Poi questi contatti cessano perché a dire di Sebastiano l'amico lo aveva sospettato di essere autore della scomparsa della moglie. Questo è un punto molto poco chiaro, cosa si dicevano Sebastiano e Arturo in quei giorni di dicembre? Anche l'albergatrice fece a Sebastiano insinuazioni su un suo possibile ruolo nella scomparsa di Liliana eppure Sebastiano ha continuato nel tempo a cercarla, ad andare da lei. Questo fa capire che non è per insinuazioni di questo genere che Sebastiano rompe un'amicizia. Qualcuno ha fatto del male a Lily nel suo cuore. Ha fatto tanto del male a Lily nel suo cuore. Con la menzogna. Sembra di averla qua vicino a me. E verrò sempre. Questi sono i posti che verrò io. Questi sono i posti che verrò io. Che Lily è con me. Adesso lei è là. Provvisoriamente, aspettiamo. E poi andrà in cielo. Anche il suo corpo andrà in cielo. Sento il suo pianto, sento il suo pianto, lo sento dentro di me. Non ho più Lily. La mia vita non sarà più come prima. Bisognerà vedere, dai. Perché io parlo con i giornalisti, con gli opinionisti, con i professionisti, ognuno ha una sua teoria. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.